Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Walt. Fai. Che goduria, che goduria, che goduria! Una partita non difficile, di più. Mi sembrava il recap di Empoli e Spezia l'anno scorso. Partita buonissima del Napoli, no. Partita che il Napoli è entrata passeggiando, pensando fosse un allenamento. Rigore su Kvaratskhelia che per me ci sta, ma a me non mi sarei, diciamo, stupito se non l'avesse dato per un motivo, perché Kvara trascina prima il piede, poi c'è il tocco, un po' come il rigore che prese la Juve con, non mi ricordo chi, mi pare Alexandro, ma non mi ricordo contro che squadra sinceramente, qualche settimana fa. Detto ciò, il tocco c'era, il VAR non poteva rivedere, l'arbitro l'ha giudicato così, il tocco c'era ragazzi. Chi dice inventato è un bugiardo, per me non è netto, però è un rigore che ci sta. Detto ciò, una partita di importanza fondamentale, io mi cagavo sotto più per questa che per l'Ajax, vi dico la verità, perché sapevo quanto il Napoli potesse soffrire queste partite, e purtroppo così è stato, ma 4-1, cioè noi soffriamo questa partita e finisce 4-1, cioè comunque alla fine il risultato è quello, il risultato per me è bugiardo, perché non c'è stata questa distanza tra Napoli e Cremonese. Poi Mario Rui clamoroso, oggi migliore in campo Kim. Mi spiace per Rachmani, spero non sia nulla di serio perché potrebbe essere una bella perdita. Ha segnato il Ciuchi Lozano, comunque era entrato anche abbastanza bene in campo prima. Poi ha sbagliato quel gol che per me lo devi fare. E per quanto riguarda invece gli altri, Giovanni Simeone, chapeau, che è l'uomo che ci ha fatto vincere la partita insieme a Mario Rui, che ha messo un cross clamoroso. Il Napoli che passeggiava, ma ragazzi con questi incontri così ravvicinati purtroppo ci sta, c'è poco da dire. Ora testa prima all'Ajax e poi al Bologna, perché con l'Ajax bisogna subito chiudere il discorso qualificazione, e col Bologna ci aspetta una partitaccia prima della Roma, prima da Roma. Sono preoccupato, ma allo stesso tempo incantato, perché voglio tifiamo veramente una squadra clamorosa, quest'anno clamorosa. Queste sono le partite che il Napoli non avrebbe vinto l'anno scorso. Queste sono le partite che il Napoli non avrebbe vinto l'anno scorso, quindi chapeau. Mamma mia, mamma mia. Ho già pensavo di dovermi fare il fegato a treccia oggi. Grazie di tutto. Bella.